E Richello punta il diretto avversario, entra ora in area, Richello se la sposta, il tiro! Ora Kocic, lo raccoglie lui, pallone dentro, Baleato, la girata di testa e qui deve tuffarsi Krabar per deviare in calcio d'angolo. Ottima la spizzata da parte del capitano della Clivense. Il fischio dell'arbitro, pallone battuto corto per Polo, torna da Kocic, lo stop, il pallone dentro sul secondo palo, la spizzata dentro, ci è arrivato, attenzione qui un brutto scontro nel frattempo fra Sissé e Enzè. Richello subito in profondità a cercare Cibin e la parata di Crava, arriva Fabris, il tiro no, e non trova qui lo specchio, cieco anche se dolorante, e però arriva nel frattempo il duplice fischio del direttore di gara ed è partito il secondo tempo. Arriva molto bene però Kocic a fargli il pallone subito in verticale, Florian di testa, la spizzata a cercare Richello che se la prolunga di testa, Richello contro Nzè, lo salta, ancora Richello, l'imbeccata dentro per Florian, il pallone arriva a Cibin, la palla è entrata, no, attenzione, il gioco è fermo, il direttore di gara, allora Vesentini, va lui e va direttamente in porta. Qui conclusione che supera Pavoni e il Montorio si trova in vantaggio per 1-0. Soffia il pallone all'avversario, Cibin, pallone dentro per Polo, e c'è la parata. Cercare Polo, la mette giù, qualche problema nello stop, arriva anche Fabris, dagli una mano, ora Polo entra in area, Polo, finisce a terra ed è rigore. È calcio di rigore, qui è andato via molto bene Polo in mezzo a due avversari. Tobanelli! E segna il pareggio 1-1. Aveva indovinato l'angolo qui Krabar, ma il tiro è precisissimo, imparabile. Tobanelli riporta in parità il match. Pallone dentro, lontana Zè e arriva qui il triplice fischio a sanzionare la fine della partita. Un pareggio per 1-1 fra Clivense e Montorio.